benvenuti in questa nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi parliamo di musica, di spettacolo, siamo a Nuoro. Intanto un benvenuto a Pasqualino, ciao. Grazie, grazie. Produttore poi di Sardegna Remix, è il terzo itinerario poi musicale che vi porta a esordire con un nuovo album. Sì, ogni volta diciamo che basta, che siamo stanchi, è finita, poi la voglia di fare, la voglia di provare con canzoni nuove ci porta a continuare, quindi il volume 3. Il primo è andato benissimo, quali erano le canzoni protagoniste poi? Allora, la differenza maggiore è che nel primo c'erano quelle più conosciute, quindi tra l'Allero c'era Nane Dumé, Un non posso riposare, quindi in un certo senso era anche più facile. Invece nel secondo e nel terzo volume bisogna cercare nelle cose nuove, nelle cose nuove, anche vecchie molte volte, però sempre di produzioni sarde, isolane di successo, e quindi riproporle in questa chiave. Insomma, cercare... Ho visto tanti artisti, tra l'altro Drommi, che è una canzone di Soleandro. Una canzone di Soleandro, e ce la propone una ragazza di Oliena molto brava, in cui io credo tantissimo. È giusto dare una possibilità a questi giovani. Siccome è un bel pezzo, viene bene anche fatto remix. Tu è guerriero contra su dolore. Poi tra l'altro ho visto La Statale, quindi un Vincenzo Mugoni che avete remixato con un suo vecchio successo che è La Statale. Sì, quello è un pezzo che io ho sentito così per caso, mi è piaciuto, ho detto questo dobbiamo provare a rifarlo. Comunque in particolare che c'è bene o male un riferimento a tutta la Sardegna, c'è canzoni in sassarese, canzoni per Nuoro, per dei cantativi che piacciono molto a Nuoro, oristanese, insomma c'è un po' di tutto. All'inizio si tendeva un pochettino a sminuire questo lavoro, come dire, fare le remix canzoni e rovinarle, invece molte volte sia il fatto che ci partecipano dei grandi nomi, come cantanti eccetera, e anche di grandi pezzi, come c'è scritto che nella copertina, e dare secondo me un premio, un qualcosa in più a questi brani, sia per chi lo canta sia che per chi lo ha composto. Io vedo qua allora tra le tante canzoni, a partire da Assa Festa, che è una grande canzone di Luciano Pigliaro, a Drommi di Soleandro, ad Allegria, comunque con Maria Luisa Conci. Sì, la versione di Maria Luisa Conci. E poi Maria Luisa Conci, vedi, sono queste sfide anche simpatiche, l'abbiamo fatta cantare in italiano, molti sono rimasti così un pochettino, e comunque in particolare che stiamo dimenticando che il merito più grande di Gianluca Solina, di questo DJ di Oliena che tu conosci bene, perché cioè, l'idea sì, sicuramente è buona, sono contento, però la realizzazione è importante. Cosa significa per te comunque aver fatto parte di questa compilation dance remixata? Beh, è una cosa nuova, una cosa a cui ho partecipato con immenso piacere, vista la richiesta che mi ha fatto appunto Pasqualino, un grande amico. Non potevo assolutamente tirarmi indietro, e poi l'ho fatto comunque con piacere. Io sono curioso, come sempre, ho esaurito parlando di curiosità, ma cioè, come ti è venuta in mente, tu che comunque sei chitarrista, accompagni spesso alcuni cantanti, sei il marito di Maria Luisa Conci, quindi comunque credo tu viva e condivida anche quelle che sono le musicalità della nostra terra. Come nasce questa voglia poi di proporsi con dei remix o comunque dei rifacimenti dance? Allora, intanto sì, io sono in modo particolare appassionato di canti a chitarra, canti logudoresi, sono chitarrista, un musicista mi ritengo soltanto in quella veste lì, però sono uno di quelli che ascolta tutti i tipi di musica, però a differenza di altri che lo dicono magari per darsi un pochettino di aria, io veramente così posso togliere dagli astriti e mettere tenore di Bitti, tenore di Orgoso, di Oliena, e poi cambiare proprio. Questo è una cosa che ho voluto far fare a Gianluca, perché vedevo che si divertiva a remixare dei balli sardi, delle canzoni sarde, e quindi io solo ho detto lo facciamo bene. Poi
il coso di farlo, il lavoro di DJ, diciamo. Io in prevalenza preferisco altri tipi di musica, però veramente non disdegno. Chi è che si occupa di portare poi i CD quella per la Sardegna? La distribuzione è affidata a Gente Nuova di Giovanni Leonardi, quindi a Beppe Gente Nuova. Che in questo CD molto bello, sta andando molto bene, sta piacendo, però manca qualcosa. C'era la promessa di Paul De Santi di partecipare a Questo CD. sono molto offeso. Infatti qua adesso tagliamo tutta Paul la... De Santi ha fatto un CD suo che è bellissimo, sicuramente molto più importante di partecipare. Comunque ci riserveremo questa il prossimo anno. Se ci sarà. No, ma comunque guarda, ti posso assicurare Pasqualino, vista la nostra amicizia e visto il fatto che in questa compilation non mi ha incluso, taglia tutto Lello, taglia tutto Pasqualino. Tromi subizzillo in questa culla e oro, pro di lamentare da non essere venuto. Mamma testa facca, papà assato l'atto, il me subisestu e le prende oro. Io vorrei sapere da te, ma quanto è importante comunque avere un produttore alle spalle come Pasqualino che ci tiene tanto a te, comunque ci tiene tanto a quelli che sono i suoi prodotti? Quanto è importante avere un produttore che crede in te? Beh, importantissimo, anche perché comunque è anche un amico e comunque ci tiene molto a questo disco, perché comunque è sempre stato un suo, come si dice? Un suo pallino, comunque un suo pallino, sì. E, ha voluto produrre anche delle canzoni di alcuni personaggi molto famosi in passato, e quindi speriamo vada bene per me, ma anche per lui che ci crede tanto. Allora, festeggiamo due cose, anzi tre cose. Festeggiamo intanto i tuoi 18 anni, perché hai compiuto gli anni da pochissimi giorni. Festeggiamo Sardegna Remix 3, dove sei protagonista, e festeggiamo il tuo album che è in futura esecuzione, in futura preparazione. Sì, spero. Verrà da me in trasmissione Michela Brundu, ricordatela, è bravissima, è simpaticissima e anche bella. Ciao Michela. Ciao. Tu eres el de su mundo, amore. Tanana, tu chi sei il redentore. Luce de una stella o sole. Tu è guerriero contra su dolore. Die pro die. In collaborazione con Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me.